iniziamo con il canto numero 480. Venite fedeli, l'angelo ci invita, venite, venite a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore, venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. La luce del mondo brilla in una grotta, la fede ci guida a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore, venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Figlio di Dio si è fatto uomo per essere in mezzo a noi e per noi luce e vita, nostro fratello e Salvatore. Grati per questo dono riconosciamo le nostre colpe e affidiamoci alla misericordia del Padre. Signore Re della pace, Kyrie eleison. Cristo luce del mondo, Cristo eleison. Signore amico dell'uomo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, luce dei credenti, riempi della tua gloria il mondo intero e rivelati a tutti i popoli nello splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
secoli. Dal libro del Siracide. La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. In mezzo al suo popolo viene esaltata, nella santa assemblea viene ammirata, nella moltitudine degli eletti trova la sua lode, e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: allora il creatore dell'universo mi diede un ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prende eredità in Israele. Affonda le tue radici tra i miei eletti. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creata. Per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa davanti a lui ho ufficiato, e così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare, e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso. Nella porzione del Signore è la mia eredità. Nell'assemblea dei santi ho preso dimora. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Perciò anch'io, Paolo, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi.
parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a te, o Cristo, annunciato a tutte le genti. Gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Nella vita di Cristo il Natale non è il mistero compiuto. Il disegno di grazia è pienamente compiuto nella vita, nella morte, nella risurrezione, in cui anche la natività, che è l'inizio della salvezza, riceve senso e definitiva efficacia. Dopo averlo contemplato incarnato nel bambino della mangiatoia di Betlemme, oggi il Figlio di Dio ci è mostrato nella gloria della sua potenza. Gesù è il Verbo, l'unigenito Figlio del Padre, la parola eterna di Dio che opera dall'origine e per sempre nel mondo e nella storia. Gesù è il rivelatore del Padre. Solo per Lui possiamo conoscerlo e avvicinarlo nella sua intimità. La
liturgia esprime in modo meraviglioso nel libro della Sapienza la venuta del Signore, quando un silenzio profondo avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo cammino, la tua parola, il Verbo di Dio Onnipotente, dal cielo, dal suo trono regale, scese nella terra, avvolta dal peccato originale. L'atto penitenziale ci propone l'attesa dell'umanità, ricordandoci come il Figlio di Dio si è fatto uomo per essere in mezzo a noi ed essere per noi luce, vita, nostro fratello, nostro Salvatore. Riconoscenti per questo dono da sempre atteso, sentiamo il bisogno di riconoscere le nostre colpe, affidandoci alla misericordia del Padre, invocando il perdono e così celebrare degnamente la Santa Eucaristia. La Santa Madre Chiesa, per i suoi figli credenti, ha pregato la Santissima Trinità a riempire il mondo intero della gloria celeste, perché tutti i popoli risplendano della sua luce, della sua grazia. La liturgia prepara i suoi figli con la parola di Dio nelle 3 letture che abbiamo ascoltato. La prima dal libro del Siracide, la seconda dalla lettura dell'Apostolo Paolo agli Efesini, la terza col Vangelo secondo Giovanni. Meditiamo i brani per immergerci nella storia della salvezza, sentirci amati, redenti, salvati dal Cristo che è sceso dal cielo. La sapienza di Dio ha posto le sue radici in mezzo a un popolo glorioso, con l'incarnazione del Figlio di Dio, generato dal Padre da sempre e fatto dono agli uomini perché riconoscessero la loro provvidenza e la loro dignità, perché voluti e amati e fatti a immagine e somiglianza di Dio. Ecco chi siamo e come dobbiamo riconoscerci. Non vogliamo con la nostra vita tradire quel peccato tale prerogativa di fede, di speranza e di amore verso Dio. Siamo prima di tutti e poi in confronto del nostro prossimo. San Paolo agli Efesini ci ricorda la grande verità, fin dall'eternità, da sempre. Prima della creazione del mondo siamo stati scelti da Dio per essere suoi figli in Gesù, il Figlio suo diletto, per vivere nella santità e nella grazia che riceviamo da Cristo. La festa natalizia ravvivi in noi la consapevolezza della nostra vera vocazione e la nostra conoscenza di Cristo che ci ha redenti e salvati. E allora, carissimi fratelli e sorelle, viviamo per una profonda conoscenza di Lui, per comprendere a quale speranza ci ha chiamati e quale tesoro di grazia e di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e per noi. Il Figlio di Dio che esiste dall'eternità è Dio e Creatore, fonte della vita e della luce. Accogliamolo nella fede, accogliamolo nella speranza, accogliamolo nell'amore per la sua divinità. Riceviamo grazia su grazia per vivere un giorno accanto a Dio Padre, a Dio Figlio, a Dio Do, quando terminerà la nostra esistenza terrena e se siamo degni saremo invitati a vivere eternamente la gloria celeste.
proclamiamo le verità della nostra fede per viverle. Credo in un solo Dio, onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e per noi uomini e per la nostra salvezza. Dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdone dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Gesù è la luce che squarcia le tenebre del male e dona la pienezza di vita a quanti confidano in Lui. Come pellegrini di speranza apriamo il nostro cuore alla pace e diciamo con fede: Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Per la Santa Chiesa che contempla con la Vergine Maria il Verbo fatto carne. La solidità della sua fede la rende intrepida nell'annunziare la verità del Vangelo. Preghiamo. Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Per i popoli della terra che cercano pace e giustizia, salga dal cuore dei credenti una corale invocazione al Principe della pace. Tacciano le armi, vincano il dialogo e la solidarietà. Preghiamo. Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Per coloro che faticano nella fede, siano fiduciosi e persuasi che Gesù è la luce vera che dissipa i dubbi, la speranza che vince la tristezza, l'amore che compie le aspirazioni del cuore. Preghiamo. Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Per noi che celebriamo l'Eucaristia, la nostra preghiera si dilati agli orizzonti del mondo e deponga nel cuore di Gesù le fatiche, le speranze e la necessità dell'umanità intera. Preghiamo. Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Splenda su di noi, o Padre, la luce del tuo Cristo. Fa che da essa, illuminati e guidati, camminiamo senza ostacoli per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi
bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accorgi, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi contiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, con i nostri colpi, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo e santificali per la nascita del tuo Figlio unigenito, che ci indica la via della verità e promette la vita eterna, e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine di cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, nostro Vescovo, Riccardo, presbiteri, diaconi, le persone consacrate, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia. Ricordati dei defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo per i cristiani che non credono più e non santificano il giorno del Signore. Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. La pace. Agnello di Dio che la comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa e salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello, o Signore nostro Dio.
canto numero 136. Dio si è fatto come noi, per farci come Lui. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Tutta la storia l'aspettava, nostro Salvatore. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Egli era un uomo come noi e ci ha chiamati amici. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Noi che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria. Vieni Gesù, noi, resta con noi. Vieni Signore in mezzo a noi, resta con noi per sempre. Vieni
Preghiamo. Signore Dio nostro, questo sacramento agisca in noi, ci purifichi dal male e compia le nostre giuste aspirazioni per Cristo nostro Signore. Domani 6 gennaio, solennità dell'Epifania. Gesù che viene adorato e conosciuto dai magi, e noi vogliamo essere questi magi che seguono la stella della fede. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Il numero 52. Astro del cielo, argol divin, mite agnello redentor, tu che i fatti da lungi sognar, tu che angeliche voci annunciar, luce con alle menti, pace infondi nei cuori, luce dona alle menti, pace infondi nei cuori. Astel, argol divin, mille agnello redentore, tu di stirpe regale decore, tu o mio fior, luce dona alle menti, pace infondi nei cuori, luce dona alle menti, pace infondi nei cuori. La cappella della Madonna del Rosario fu costruita da un artista svizzero. Melchior Widmar fu chiamato in santuario per realizzare 2 grandi tele tuttora esposte, l'adorazione di Gesù e la circoncisione di Gesù. Chiese e ottenne di essere sepolto nel santuario lui e i suoi discendenti, come accade tuttora. Realizzò questa cappella a sue spese ed è una delle 2 strutture che hanno subito pochi danni nel terremoto e sono rimaste sostanzialmente intatte, come si può vedere dagli stucchi e dagli affreschi della volta. La statua che si vede fu scolpita nel 1939 al posto di una precedente ed ha proprio la realizzazione di quale potenza abbia la preghiera del Rosario.
il santuario nella sua veste attuale, ricostruito dopo il terremoto del 1976. Per decorarlo fu chiamato soprattutto un artista friulano, Arrigo Poz. Il mosaico che vedete alle mie spalle e che percorre tutta la larghezza della chiesa rappresenta il cosmo. Le rotondità sono i pianeti, al centro vi è una cometa che passa velocissima. Quella cometa rappresenta il Figlio di Dio Gesù, che è da prima del tempo e che percorre il tempo. Vedete che inizia con una scia di colore blu e dopo si concretizza con una scia bianca, esattamente centrata con l'altare, e rappresenta proprio l'Eucaristia. Uno dei quadri più importanti esposti in questo santuario fu dipinto dal Benedetto Carpaccio nel 1541 e rappresenta l'adorazione del nome di Gesù. I personaggi raffigurati sono da sinistra a destra Giovanni il Battista, poi c'è San Francesco d'Assisi, San Bernardino da Siena che porta nella chiesa tutta la devozione al nome di Gesù, e poi ancora San Paolo rappresentato con la spada in mano. Arrigo Poz preparò anche il disegno di questo rosone, una vetrata che raffigura il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. Potete vedere al centro Fratello Sole, sulla destra Sorella Luna e le stelle, e poi ancora l'Aere, il Nubilo, e poi sotto Frate Fuoco, per lo quale enallumini la notte. È una visione veramente moderna, quella di San Francesco d'Assisi, perché prima gli uomini, in particolare i contadini del suo tempo, vedevano quasi come una maledizione la grande fatica del lavorare la terra. E invece, se si sa di avere Dio per padre, allora si apprezza anche la bellezza della natura. L'architetto che realizzò la ricostruzione del santuario dopo il terremoto cercò di rendere anche plasticamente la forza distruttrice in modo che le persone non dimenticassero l'evento. Se guardiamo il tetto del Tempio, vediamo tutta una serie di capriate parallele fra loro, simmetriche, ben disposte. E invece la zona che sovrasta il presbiterio è tutto fuorché armonica e regolare. Rappresenta lo squarcio che è stato prodotto dal terremoto nella chiesa e naturalmente anche nel Friuli.